guerrieri, valenti condottieri, buttati anima e corpo a Lady Isabel, per diventare santi, per essere cavalieri, han sostenuto prove di rara crude. La rivincita di Andromeda è l'episodio che apre Senseiya Live Action. Dalla vittoria sul Re degli Inferi sono passate alcune settimane. Andromeda, ora che le battaglie sono terminate, sta cercando la sua amata Nemes. Days have made me older since the last time that... Ci siamo incontrati la prima volta su quell'isola. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate. Non voleva che partissi per il grande tempio, per combattere la mia prima grande battaglia. Perché? Sei riuscito a togliermi la maschera. Come posso impedirti di andare adesso? Nemes, Non andare. non preoccuparti per me, presto ritornerò. Nemes. Riedificherò le città distrutte e riporterò la pace sull'isola con l'aiuto di Nemes e della mia gente. Nemes. E così la tua seconda patria, l'isola di Andromeda, è stata completamente devastata dalla furia di un solo cavaliere d'oro. Ma io riedificherò le città distrutte e riporterò la pace nell'isola con l'aiuto di Nemes e della mia gente. Così si fa, ben detto, amico. Onda d'energia! Uragano d'acciaio! Chi sei? Toglietevi voi altri, mi interessa solo la ragazza. Cosa vorresti fare con quel ferro arrugginito? Perfetto, 3 soldatini di latta, che paura! Eccoti qui finalmente, adesso me la pagherai. Non così in fretta. Avrai una fine lenta. Ci siamo ripresi. Ma Nemes come sta? Sta bene. Ho già visto questa scena. O sbaglio? Bravo, fratellino. Sei diventato un uomo. Mi dispiace di non esserti stato accanto in questo periodo, ma c'era bisogno del mio aiuto e non potevo sottrarmi. Ti capisco. Gli altri cavalieri mi hanno spiegato. Mi sei mancato. La nostra serie non inizia con il protagonista, Pegasus, poiché questi è stato ferito quasi mortalmente durante l'ultimo scontro con Ade, signore degli inferi. Pegasus è rimasto in coma dopo lo scontro con Ade. Come anticipato in alcune tavole di Kurumada, lo vediamo sia nel quinto lungometraggio animato che nel fumetto Next Dimension, ed è proprio da qui che inizia la seconda puntata. Ha superato la barriera del suono! Sono perduta. Lo spostamento d'aria mi ha portato via la maschera. Va bene, così finalmente ti vedo in faccia. E io che ti immaginavo brutta come il demonio. Ascoltami. La prossima volta che ci rivedremo io indosserò la mia armatura sacra. E tu dovrai combattere per la tua vita. Beh, spero che non accada. Mi auguro proprio che non accada. E invece accadde, ma non come credevo. Che cosa ti ha spinto a sacrificarti in questo modo per me? Mi ero innamorata di lui.
Avevo due possibilità di salvare la mia dignità di sacerdotessa dal disonore. Una era quella di ucciderti. L'altra era quella di amarti. Tisifone. Lo so di non essere degna del tuo amore. Non lo merito per il male che ho fatto a molti. Perdonami, Pegasus. Io non sono degna di morire tra le tue braccia. Tu non morirai. Che meraviglia! Ora lo sento. Il cosmo di Pegasus. È come se volesse proteggermi dall'oscurità che dentro di me è così dolce il calore delle stelle e così riposante il suo leggiadro tepore. Promettimi, Pegasus, non ti fare mai sopraffare l'oscurità. Ma nulla ci impedisce di dargli una bella lezione. Io devo andare, ma ti lascio questo. Scaglia la freccia della giustizia, Pegasus. Ti avevo regalato un sogno perfetto. Saresti potuto restare qui negli inferi per sempre e vivere felice. Sarò felice anche da vivo. L'aldilà può aspettare. Ma questa è la corona della Croce del Nord. Just feel it. You have to show them that you're really not scared. You're playing with your life, this ain't no truth or dare. They'll kick you, then they beat you, they'll tell you it's fair. So beat it, but you wanna be there. Just beat it, beat it, beat it. Safety wings of sleep as I'll always hang my window. Pegasus, finalmente ti sei ripreso.